Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio, il nostro Focus TG come tutti i giorni questa estate durerà fino alle 13:30, quindi abbiamo un'ora e mezza da stare insieme per informarvi e raccontarvi quello che succede, farvi vedere le ultime novità da questo Veneto che riparte in un'Italia che ormai è tutta zona bianca, un'Italia che si trova improvvisamente, possiamo dirlo perché è stata quasi una sorpresa, senza mascherina. Allora, già stamattina si vedevano in giro molte persone senza la mascherina, qualcun altro ha deciso di portarla. Nei bar, nei locali, giustamente c'è chi ha voglia di farsi una colazione, ovviamente valgono sempre le regole, ovvero mascherina all'interno con possibilità di toglierla finché si consuma, si può consumare, questo lo sappiamo già, però è sempre bene ricordarlo anche all'interno dei locali, quindi cambia tutto un'altra volta. Come stanno cambiando le cose ce lo racconta ad esempio Alex Giuliano, che in questo momento è sul Ponte Vecchio di Bassano, Ponte degli Alpini, chiamatelo come volete, con Cristian Roque Allende per raccontarci appunto il primo giorno senza mascherina. Alex Giuliano che invece porta la mascherina. Buongiorno Alex. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, oggi primo giorno senza più l'obbligo di indossare la mascherina, quindi noi prendiamo questo dispositivo di protezione e lo riponiamo in tasca. Ricordiamo, è sempre opportuno e necessario portare con sé la mascherina perché nei luoghi chiusi, come giustamente hai detto tu, e anche in situazioni di particolare assembramento la mascherina deve essere indossata. Giornata bellissima oggi qui a Bassano, la settimana inizia sotto un sole luminoso, guardate che panorama c'è alle nostre spalle. I bassanesi e i tanti turisti hanno accolto questa novità importante, non esiste più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, con grande entusiasmo. Noi abbiamo raccolto tante testimonianze questa mattina, il parere dominante è quello di chi effettivamente tira letteralmente un sospiro di sollievo. Si dice che si respira un'aria nuova. Tanti anche i turisti, Ferdinando, che stamattina hanno riempito Bassano, il centro di Bassano, nonostante sia un lunedì mattina. Ebbene, ce n'erano davvero tanti che ci hanno confermato come la possibilità di visitare Bassano, di passeggiare all'aperto senza più l'obbligo di indossare la mascherina sia un valore aggiunto al turismo, sia un valore aggiunto alla vacanza che stanno facendo qui nel nostro territorio, qui a Bassano in particolare. Come facevi giustamente riferimento anche tu, qualcuno la indossa ancora. La mascherina sono soprattutto le persone di una certa età, diciamo le persone più mature, che non si fidano ancora, non si fidano del virus, hanno paura, e allora in più di un'occasione abbiamo raccolto proprio le loro voci che ci hanno raccontato queste titubanze, questi momenti anche di precauzione, diciamo è più alta, più elevata di quello che effettivamente è consentito. Perché? Perché tutti quanti abbiamo nella memoria le difficoltà che ci stiamo lasciando alle spalle, le immagini drammatiche di quello che è successo negli ultimi 15 mesi, e quindi il ricordo di ciò che è stato il Covid, l'apice della pandemia, sono ancora forti in tanti bassanesi che magari indossando la mascherina chirurgica e non la FFP2 hanno deciso di non allentare subito le misure di sicurezza precauzionali. Quindi qualcuno la porta ancora, qualcuno la indossa, ma permettimi di raccontarti anche un piccolo aneddoto, perché il commento più bello ci è arrivato proprio da una famiglia che abbiamo incrociato qui sul Ponte Vecchio, che ci ha detto: finalmente torniamo a vedere il sorriso della gente. E questa effettivamente forse è l'immagine
più bella di questa prima giornata senza mascherine all'aperto. Allora Alex, intanto grazie per questa infarinatura, per questa prima parte poi del nostro telegiornale di questa sera nel TG Bassano. Vediamo tutte le interviste, sentiamo le parole delle persone. Quello che colpisce un po' di più, indipendentemente dal fatto che la gente si senta decisamente meglio senza mascherina, è l'arrivo di turisti stranieri, l'arrivo di un turismo che è mancato per molto tempo anche a Bassano. Secondo te che tipo di turismo è quello che si vede? So che magari non avete avuto il tempo di approfondire questo tema, ma gli stranieri da dove arrivano, che tipo di turismo è? Quali flussi segue? Guarda, proprio stamattina abbiamo incrociato 3 turisti tedeschi, chiaramente, che sono diciamo la nazionalità predominante del turismo straniero qui in zona, ma abbiamo incrociato, pensate, anche una famiglia thailandese che è riuscita, insomma, evidentemente tramite vaccini, insomma, tramite tutta una serie di procedure di quarantena e quant'altro, a fare questo viaggio così lungo, così diciamo particolare, per venire a visitare la natura dell'altopiano, la natura dell'area bassanese. E poi abbiamo incrociato anche una famiglia svedese. Ora, chiaramente sono incontri episodici, il turismo tedesco, austriaco è quello sicuramente più numeroso, però rispondendo alla tua domanda è la natura, sono le bellezze dell'altopiano, sono le nostre montagne, sono questi paesaggi che Cristian adesso vi farà vedere a catturare l'attenzione e l'interesse dei turisti. Effettivamente nelle nostre incursioni noi siamo sempre come Rete Veneta live, sempre sul posto, insomma tutti i giorni visitiamo Bassiano, usciamo, intervistiamo residenti e turisti. Ebbene, per la prima volta dopo un lungo periodo oggi effettivamente abbiamo sentito parlare straniero qui a Bassano, abbiamo sentito tante voci, tante testimonianze di turisti esteri, turisti stranieri, cosa che fino a poco fa, insomma, succedeva di rado. Proprio i turisti tedeschi ci hanno chiesto anche spiegazioni di un episodio, di un qualcosa che noi di Rete Veneta abbiamo già raccontato, c'erano già arrivate delle segnalazioni. Chiedo proprio a Cristian Roca Allende di seguirmi, perché i turisti tedeschi, noi mastichiamo un po' nella loro lingua, insomma, ci hanno chiesto spiegazioni, ci hanno detto come mai un ponte così bello, ristrutturato, restaurato, tirato a lucido, presenti ancora delle incisioni sulle colonne del ponte in legno. Ci sono praticamente dei graffiti, delle incisioni in più parti del ponte. Questa è una stortura, è un qualcosa, una nota poco piacevole. I turisti tedeschi ce l'hanno sottolineato, hanno fatto notare questo episodio, chiamiamolo anche di inciviltà. Adesso seguiamo e guardiamo anche qui, le incisioni sono addirittura più profonde. Chiederemo chiaramente spiegazioni di questo e cercheremo anche di capire se durante la fase di restauro non si poteva provvedere a sistemare anche questo problema. Certo. Alex, allora intanto partiamo col dire che probabilmente, almeno vedendo quello che c'è scritto, non sono graffiti che risalgono all'epoca napoleonica o ai secoli passati. Sappiamo che proprio la parte sulle case... No, non sono pitture rupestri. Non solo pitture rupestri, ma sulle case dietro di voi, alle tue spalle, ad esempio, ci sono ancora i buchi delle pallottole che risalgono alla cosiddetta battaglia di Bassano dell'epoca napoleonica, e non si vedono da qui, ma insomma ne parleremo un giorno nel nostro telegiornale, facendo un po' vedere
quello che c'è in giro e sicuramente questi graffiti, queste cose non riguardano l'epoca antica, però è un'ottima segnalazione anche perché qualche telespettatore ce l'aveva fatto notare. Noi avevamo già iniziato a occuparci di questo tema qui con la nostra redazione bassanese, ma il fatto che se ne accorgano turisti tedeschi che magari vengono per vedere il ponte riaperto, il ponte tirato a lucido, il ponte degli Alpini riaperto dopo anni di lavori e si trovano queste cose, questa situazione potrebbe effettivamente far storcere il naso a qualcuno. Facciamo il cosiddetto nodo sul fazzoletto, ci ricordiamo di andare a chiedere a chi di dovere perché non sono, magari c'è un motivo anche interessante perché non sono stati tolti, oppure qualcuno ci dice ma grazie che ce l'avete fatto notare, visto che sappiamo, e qui apriamo una parentesi, che devono essere ripulite anche le altre scritte che invece sono state fatte solo pochi giorni fa da ragazzini in vena di vandalismi in una sera di libertà, potrebbe essere l'occasione per mettere mano a tutto il ponte. Allora Alex, noi ringraziamo te e Cristian Rocheiende per questo collegamento. Sappiamo che avete altre notizie da raccogliere, quindi vi liberiamo, come si dice. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso lo rivediamo poi approfondito e coi fiocchi nel TG di questa sera. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Torniamo in studio. Allora, avete visto un ponte di Bassano che fa un po' da metafora proprio del percorso che stiamo seguendo anche in Veneto, da mascherina obbligatoria, mascherine non più obbligatorie, qualcuno sceglie ancora di portarla, da turismo essenzialmente comunale, perché c'è stato il periodo in cui non ci si poteva muovere fra comuni, a turismo addirittura straniero. I tedeschi tornano, ci sono turisti svedesi, il nostro Alex è riuscito a chiacchierare anche un po' con loro, poi ci racconterà com'è andata. Quindi il ponte è anche metafora di rinnovamento, di nuova vita. Vedremo poi come andrà, vedremo se tutto questo durerà, se è destinato a portarci verso una nuova normalità o se ci saranno altri problemi. Tutto questo lo vediamo però dopo la pausa pubblicitaria, perché noi facciamo un breve break, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che sono sparite le mascherine. Abbiamo visto le immagini che ci hanno fatto vedere i nostri colleghi Alex Giuliano e Cristian Rocheiende dal ponte di Bassano, un ponte decisamente più arioso adesso che la gente se ne va in giro senza mascherina. E allora arrivano anche notizie dalla cabina di regia, dal governo per quanto riguarda il tema delle mascherine, però prima di andare a vedere il resto, adesso dovremo riuscire a collegarci anche con i nostri giornalisti padovani per approfondire. Allora c'è anche Zaia che parla e ci dice che proprio notizia di pochi istanti fa, in questi ultimi giorni abbiamo raggiunto i 4 milioni di dosi vaccinali inoculate e i report ci dicono che a oggi abbiamo già superato quella soglia di ben 54.410 dosi. Allora l'obiettivo primario erano i 4 milioni di dosi inoculate. Il Veneto ha già superato quell'obiettivo, vedremo se arriverà il bollettino dei vaccini, non abbiamo ancora questa grafica sotto mano, abbiamo quello dell'emergenza che fra poco vediamo con i ricoveri casi, ma questo dei vaccini è molto interessante. Zaia dice che si tratta di numeri di un grande successo che premia il lavoro e l'impegno di tutto il sistema sanitario messo in campo, il senso di responsabilità dei cittadini che desiderano uscire rapidamente dalla crisi conseguente alla pandemia, affinché il Veneto riparta il più rapidamente possibile. Con queste parole il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione per il raggiungimento del traguardo di 4 milioni di vaccinazioni contro il Covid eseguite appunto in Veneto. Zaia ricorda: lo avevo detto fin da subito che soltanto la carenza di vaccini poteva impedire al Veneto di portare avanti una campagna di immunizzazione rapida e capillare, dice Zaia appunto. A distanza di 6 mesi dalle prime timide vaccinazioni sugli operatori sanitari, i risultati raggiunti indicano che non ci sbagliavamo. Zaia ringrazia tutti i medici, gli operatori, i volontari che continuano senza sosta a lavorare per questa impresa che sarà ricordata come la più grande campagna vaccinale della storia. Allora, vi ricorderete, subito dopo Natale era partita la campagna vaccinale, era partita un po'
stentata, ma per ovvi motivi non si sapeva ancora come gestirla. Non è una campagna, come dice Zaia, come dicono tutti naturalmente, una campagna vaccinale che qualcuno ha già fatto prima. È partita un po' zoppicante, è andata avanti, poi ci sono stati i problemi che conosciamo con un calo drastico nelle forniture, le polemiche fortissime riguardanti appunto il fatto che non stava arrivando più niente come dosi di vaccini. Poi si è ripartiti e ultimamente il Veneto è arrivato a superare le 300.000 inoculazioni a settimana, per un totale, lo ricordiamo perché è un dato importante, 6 mesi dall'inizio della campagna vaccinale, 4 milioni di persone coperte, ma poi una dose, 2 dosi, questo lo vediamo poi. È un dato interessante perché vuol dire che il Veneto sta veramente correndo e che si potrebbe arrivare in tempi molto rapidi all'immunizzazione di una parte importante della popolazione. A proposito di immunità di gregge, perché è lì che dobbiamo arrivare naturalmente, una dichiarazione appena arrivata, anche questa del ministro Speranza. Sì, sull'immunità di gregge, dice Speranza, c'è un dibattito scientifico non semplice. Noi, dice Speranza, invece abbiamo un obiettivo molto netto e chiaro: offrire entro fine estate a tutti gli italiani che lo chiederanno almeno una dose di vaccino. Questo è il nostro obiettivo concreto e ci sono le condizioni per portarlo a termine. Condizioni che abbiamo appena visto in Veneto, naturalmente ci sono e come, sono praticamente già state quasi raggiunte, visto che le 4 milioni di inoculazioni cominciano a coprire una parte davvero importantissima della popolazione. Così, parlando con i giornalisti, il ministro Roberto Speranza, che dice: noi siamo per vaccinare tutte le persone che ne fanno richiesta. Ogni persona sul suolo nazionale può contrarre il virus e potenzialmente trasmetterlo. Noi lavoriamo per portare il vaccino più in profondità possibile sulla nostra rete nazionale. Questo è quanto ha detto il ministro Speranza, ministro che ci pare di capire sull'immunità di gregge aspetta forse qualche informazione dalla scienza, dagli scienziati, dai medici. Invece per tutto il resto, ovviamente, più si vaccinano le persone meglio è in questo momento. Come vi avevamo promesso, passiamo da Bassano del Grappa a, ci pare di capire, Alta Padovana, perché ci siamo sentiti poco fa con Chiara Gaiani, ma non ci ha detto esattamente dove stava andando e che tipo di notizia sta andando a raccogliere. Ce lo dice ora. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Mi sembra davvero strano fare questo collegamento senza mascherina, ma d'altra parte anche a Padova, come in tutta Italia, siamo in zona bianca. Mi trovo esattamente a Campo San Piero, questa è la riviera, alle mie spalle il Museo dei Sassi e forse vediamo se riesco a farvela intravedere la chiesa di Campo San Piero. Vediamo se riesco a non creare danni. Sì, infatti questa è la chiesa di San Pietro, sì, che è la principale insomma di Campo San Piero, e questo con una grande impalcatura all'ospedale, a fianco l'altra chiesa appunto del comune, che è la chiesa di San Marco. Dovrei riuscire a ritornare. Eccoti qua. Ecco, dai, ce l'ho fatta. Perché sono a Campo San Piero? Perché questa mattina hanno inaugurato i sindaci della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese una nuovissima centrale operativa che sarà affidata agli agenti della polizia locale, una quarantina di agenti di servizio tutti i giorni dalle 8 alle 20. Hanno implementato il numero di telecamere a disposizione, attualmente sono 62 che controllano i 10 comuni della Federazione più un comune convenzionato che è quello di Curtarolo, e saranno in grado anche di leggere le targhe delle auto che sono delle automobili che passano nella Federazione. Una tra l'altro centrale operativa. Chiara, ti interrompiamo perché sei uscita dal collegamento. Allora facciamo così, okay, con la regia, no, ma con la regia di Fabio Verin continuiamo ad ascoltarti, ecco, lo facciamo più asciutto. Ecco, adesso sei tornata perché magari i nostri telespettatori dicono dov'è finita Chiara Gaiani. Stavi parlando di questo... Sì, vi stavo raccontando questa nuovissima centrale operativa con appunto le telecamere in grado di leggere, come accade già in altre centrali operative, ma questa è diventata, dicevano con fierezza i sindaci
sindaci e l'attuale presidente della federazione Daniele Canella, sindaco di San Giorgio delle Perti, che questa è diciamo il cervello elettronico più importante della provincia di Padova, e quindi appunto saranno in grado di leggere le targhe degli autoveicoli e anche saranno collegati direttamente con le centrali operative delle altre forze dell'ordine, che in continuazione sappiamo chiedono alle polizie locali delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, soprattutto quando si deve rintracciare automobili sospette o eventuali autori di crimini. Peraltro un progetto che è stato finanziato dalla Regione con una cifra importante di 15.000 euro, ma che non si ferma qui, perché l'obiettivo dei sindaci è nel giro di 2 anni di riuscire a completare il quadro di telecamere che possono essere agganciate a questa centrale operativa, che è di 200, quindi con 20 telecamere a sorveglianza di ognuno dei 10 comuni, un investimento per la sicurezza. Io ne ho approfittato, visto che ero a Campo San Piero, e vi anticiperei anche il contenuto di uno dei servizi che poi vi proporremo questa sera, per sentire il direttore della psichiatria di interim dell'ULSS Sayugane, si chiama Cristian Franco Carraro, che mi ha dato dei dati molto interessanti su quella che è stata l'evoluzione della malattia psichiatrica in questi ultimi mesi. Sorprendentemente, a differenza di quanto anch'io stessa mi sarei immaginato, i malati storici in questi mesi hanno retto, soprattutto all'interno di quella che era una serie di regole che erano determinate, sapevano che si poteva fare determinate cose e non altre. Il problema, come era già accaduto l'anno scorso, si sta ripresentando con le ripartenze. Da oggi, lo sappiamo, si possono anche non utilizzare per esempio le mascherine all'aperto, e soprattutto si sta presentando in una fascia che non aveva mai avuto questa tipologia di problemi in modo così importante, che è quella tra i 18 e i 25 anni. Ci raccontava il dottor Carraro che la sua paziente più giovane in questo momento ha 17 anni e che probabilmente tutti sono al lavoro, tutti i servizi delle varie ULSS del Veneto che hanno registrato la stessa tipologia di problema sono al lavoro per cercare di aiutare soprattutto le persone più giovani a recuperare 18 mesi di vita che di fatto hanno perso, ed è una cosa drammatica secondo me. Decisamente drammatica. Allora, intanto Chiara, grazie per queste prime informazioni. Tutto il resto lo vediamo nei nostri notiziari di questa sera, però ti faccio una domanda a trabocchetto, siccome è una cosa di cui parleremo poi. A casa tua si fa la barca di San Piero o di San Pietro? Sai che io non sono mai riuscita a farla, perché le mie abilità pratiche sono praticamente rasenti allo zero. Era una tradizione ma neanche proprio di casa mia, delle case delle mie amiche. C'era la mamma di una mia carissima amica che era bravissima, peraltro questa mia amica è anche nata il giorno dei Santi Pietro e Paolo, quindi probabilmente c'era anche questa motivazione in più, e mi ricordo che quando andavo a casa sua la vedevo, avevo questa invidia per queste barche bellissime, che comunque è una tradizione veramente molto, molto bella. Potrei dire ai miei 2 figli in vacanza di tentare di farlo, adesso vediamo se ne avranno voglia. Allora, abbiamo approfittato di Chiara Gaiani per introdurre questo argomento di cui parleremo un po' più diffusamente, poi di questa bella tradizione che non è solo veneta, perché vediamo che arrivano foto un po' da tutta Italia. Chiara, intanto noi ti ringraziamo per tutte queste informazioni, anche per la barca di San Piero. Poi se avrai qualche foto domani da farci vedere, siamo sempre a disposizione. Naturalmente, se da Padova ci sono novità importanti, non esitare a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Come sempre, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora, abbiamo approfittato della cortesia, della disponibilità di Chiara Gaiani, che ci ha tra l'altro dato anche notizie molto importanti per l'Alta Padovana, che vedremo poi nei TG di questa sera, per introdurre il tema della barca. Lo vediamo subito dopo la pubblicità, perché adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, avevamo parlato poco fa della cosiddetta barca di San Pietro o di San Piero, che dir si voglia. Abbiamo questa foto, che è una foto assolutamente generica, presa al volo dal web, però che ci spiega un po' che cos'è questa cosa molto strana e molto antica. La vediamo grazie alla regia di Fabio Verini. Allora, vige l'usanza nella notte fra il 28 e il 29 giugno, queste cose succedono sempre di notte, di mettere praticamente l'albume di un uovo all'interno di una boccia di vetro riempita d'acqua e di lasciarlo fuori all'umidità notturna. L'importante è l'umidità notturna, anzi possiamo tornare in studio per verificare un dettaglio di quello che vi abbiamo appena detto, perché sì, l'albume, qualcuno ci ha scritto ma ci va solo l'albume, non ci va solo l'albume, bisogna lasciarlo tutta la notte all'aperto sul davanzale dove volete. L'importante è che prenda gli influssi di questa notte, che si ritiene essere molto particolare. La mattina successiva si può trovare, per esempio vediamo questa foto, arriva però non la vediamo perché è troppo piccola. Gli amici di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa per esempio hanno fatto un test anche loro l'anno scorso. Cosa succede? Che la mattina dopo, rivediamo la foto che avevamo visto qualche istante fa, si formano queste strane strutture che possono assomigliare alla vela di una barca, la cosiddetta appunto barca di San Piero, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo. Gli antichi, i nostri nonni, i nostri bisnonni, leggevano nella conformazione delle vele dei presagi per il futuro, per l'anno. Di solito era per l'annata agricola, visto che comunque di quello si parlava all'epoca. Vediamo se dalla barca di San Piero che faranno i nostri telespettatori, magari che faremo anche noi di Rete Veneta, arriveranno dei presagi per quest'anno molto particolare, per quest'anno che insomma sarebbe bene che ci desse qualche indicazione su dove sta andando. Anzi, vi lanciamo una proposta: se avete voglia di mandarci la foto della vostra barca di San Pietro o di San Piero, che dir si voglia, avete tutti i riferimenti, il numero WhatsApp che vedete in sovrimpressione, la mail bassiano@reteveneta.it, oppure potete chiamare in redazione, insomma ci sono tanti modi. Domani vediamo cosa sarà arrivato, magari domani durante il TG di pranzo, durante il Focus TG, diamo un'occhiata a qualche fotografia di quelle che ci invierete, faremo una chiacchierata per capire questa tradizione se è ancora radicata o meno, ma dal numero di foto, video e di materiale che sta girando in questi giorni sul web, insomma siamo certi che la tradizione sia ancora molto radicata. Ricordiamo che appena qualche sera fa c'era l'usanza di esporre anche le coperte o di mettere fuori i fiori di campo per la 25, mi pare che fosse, e per fargli prendere gli influssi della notte di San Giovanni. Abbiamo ricevuto anche alcune foto di persone che hanno preparato la bagnarola, per dire, con queste erbe, per poi lavarsi il viso alla mattina per mandare via gli influssi negativi. Sono tante tradizioni antiche, venete, tipiche, che noi di Rete Veneta teniamo moltissimo a portare avanti, e parlarne insomma è già qualcosa. Vediamo. C'è qualcuno che stiamo guardando i messaggi, c'è qualcuno che ci dice che il Ponte Vecchio non si chiama Ponte Vecchio, Ponte Vecchio, effettivamente alla Veneta si dice Ponte Vecchio, e faremo in modo anche il Ponte di Bassano di chiamarlo con tutti i vari nomi per accontentare tutti quanti. Siamo qui per fare informazione, ma anche per approfondire i temi della nostra terra. Allora adesso cominciamo, visto che abbiamo sentito un po' già un po' i nostri giornalisti. Cominciamo il giro dei servizi delle nostre redazioni da Vicenza con un tema molto molto importante in questo momento. Adesso mettiamo da parte le tradizioni, parliamo dell'attualità, il tema del lavoro.
La carica delle aziende venete. Il 70% assumerà entro 6 mesi. Non è scritto sulla palla di cristallo, ma nelle previsioni economiche. In particolare saranno le piccole imprese padovane e vicentine a trainare la ripresa a nord-est. Sicuramente è un dato che ci conforta, è un dato anche che avevamo già visto e che ti dà la possibilità di assumere tantissimo personale su degli ambiti dove arriveranno tantissimi soldi da parte dell'Europa. Pensieri, parola e musica di Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Vicenza. I lavoratori più ricercati nel Vicentino sono soprattutto operai specializzati e conduttori di impianti e macchinari. A Vicenza le previsioni parlano di assunzioni possibili per 2.690 tecnici con questo tipo di formazione. I settori che hanno maggiormente necessità sono i settori della metalmeccanica e i settori dell'edilizia, due comparti che hanno sempre lavorato in questo periodo ma che non hanno un cambio generazionale, e su questo dobbiamo fare formazione per aumentare le qualità, le competenze e la professionalità delle persone che cercano lavoro. Insomma, le possibilità ci sono tutte e per questo il presidente di Confartigianato suggerisce a tutti gli interessati di approfittare di questi mesi per investire sulle proprie competenze professionali. Nei prossimi 6 mesi avremo necessità di assumere tanto personale qualificato e il consiglio che posso dare è quello di impegnarsi in questi mesi ad aumentare le proprie qualifiche e cercare di essere pronti per cogliere queste opportunità al momento della ripartenza dopo le vacanze estive. Il messaggio è lanciato: le aziende, se non troveranno le opportune figure professionali, rischiano di non riuscire a intercettare la ripresa. Il pericolo è che avremo tanto lavoro ma non avremo personale sufficiente per far fronte a tutte queste necessità. Allora, se da una parte c'è la volontà, c'è la ripresa delle attività economiche, dell'industria, delle aziende, di questo tessuto produttivo molto importante che abbiamo in Veneto, dall'altra ci sono i negozi che in moltissime occasioni nelle nostre città sono a gestione familiare, hanno dietro una storia molto, molto lunga, spesso hanno dietro una storia familiare, hanno dietro delle esigenze, delle necessità che vanno a cozzare, vanno a stridere fortemente con quello che sta succedendo in questo periodo. Siamo andati a sentire anche il polso dei commercianti, in questo caso in centro Vicenza. Si parla di ripresa, ma voi la vivete, la vedete sta ripresa? No, per niente, anzi peggio di prima, insomma, no, non si vede perché non c'è gente, quella poca che c'è la vedi sfiduciata. Non proprio così come si sperava, c'è qualcosina, però c'è ancora tanta titubanza. È molto difficile anche per noi perché appunto non avendo come si faceva una volta un programma che si sa così, cioè si fa fatica anche, fatica anche noi a capire cosa dobbiamo comprare, cosa va via, cosa non va via, appunto perché non c'è ancora una linea, non c'è ancora un qualcosa di ben definito, quindi si vive sempre un po' alla giornata e questo è un po' ancora logorante. C'è qualcosa, si sta muovendo qualcosa, vediamo che la gente circola e compra. E compra, dai, siamo contenti. Non ho ancora partito tanto. C'è ancora difficoltà? Sì, ancora secondo me le gente paura, ancora non sono fidele ancora di comprare, di uscire, ancora di comprare, cioè non è ancora partito niente comunque. C'è una piccola ripresa, c'è. Sinceramente la gente magari ha un po' più fiducia nel vaccino, quindi spende anche, compra? Sì, effettivamente qualcosa in più si è visto, vogliono spendere anche qualcosa proprio per andare anche in vacanza. Io la ripresa veramente la vedo ben poco, la vedo poco e mi dispiace perché noi negozianti siamo tutti pieni di roba, siamo strapieni, convinti che qualcosetta si muovesse, invece vabbè, siamo qui, se non va si chiuderà battenti e diremo addio. Avete visto la complessità di questo momento che stiamo attraversando, un momento storico davvero molto particolare. Da una parte una grande
felicità la possibilità di andare in giro senza mascherina, che a oggi sembra un successo veramente di grandissima portata, il fatto stesso di poter vedere in faccia le altre persone, come dicevano i turisti intervistati dal nostro Alex Giuliano, di vedere i sorrisi delle persone, dall'altra l'industria, l'impresa che vuole fortemente di partire, e però il rovescio della medaglia è quella di un comparto commerciale che invece sta patendo ancora difficoltà importantissime. Sappiamo che anche in quella che è la ristorazione non è semplicissima la situazione, perché è cambiato davvero tutto e sta cambiando ancora tutto un'altra volta. Noi come sempre siamo qui per raccontarvelo, siamo qui per informarvi di come cambia questo nostro Veneto. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra poco. Tornati al nostro Focus TG, siamo in onda in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, facciamo un po' di riassunto delle puntate precedenti. Intanto è importante dire che oggi, da qui in avanti, la nostra informazione non si concluderà alle 13 come è successo magari nel fine settimana, se ci avete seguito, o come succedeva in occasione delle dirette del governatore Luca Zaia, che a volte erano più rapide, a volte insomma andavano un po' più lunghe. La nostra informazione inizia alle 12, finisce alle 13:30. Abbiamo un'ora e mezza da stare assieme, abbiamo un'ora e mezza per collegarci con i nostri giornalisti, sentire tutte le ultime novità che nella giornata odierna naturalmente riguardano particolarmente la possibilità di andarsene in giro senza mascherina. Ovviamente, e qui è da fare tutti i distinguo del caso, la mascherina va portata con sé, va tenuta in tasca, in mano o sul gomito, dove preferite. Poi naturalmente ci sono varie scuole che dicono che sarebbe meglio tenerla protetta da eventuali contaminazioni, uno si appoggia, insomma sono tutte cose che vanno valutate personalmente, però la mascherina non è più obbligatorio portarla quando si va in giro. Quando si trovano assembramenti c'è il rischio di incrociare altre persone, di doversi avvicinare ad altre persone. Non possiamo essere sicuri della situazione sanitaria che c'è in giro, quindi semplicemente ci si mette la mascherina. E al chiuso, nei bar, nei locali, nei negozi, in ogni occasione, al lavoro, quando non si è all'aperto, naturalmente la mascherina va messa e va portata. Adesso noi raccogliamo una segnalazione che ci è arrivata questa mattina da parte del sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dall'Agnol, che ci ha chiamato e ci ha detto: per favore correte qui da noi, correte in paese, perché abbiamo un grosso problema che si può dire di ordine pubblico, ma forse lo vediamo fra poco, perché dovremmo avere, adesso stiamo all'occhio anche con la regia, cerchiamo di capire quale dei due collegamenti utilizzare, perché abbiamo da una parte pronto il contributo di Angelica Montagna con il sindaco, ma dall'altra abbiamo Daniele Garbin. Anzi, a questo punto, se Daniele Garbin da Vicenza è pronto e ci sente, gli diamo subito la linea, però aspettiamo che lui ci faccia un cenno di conferma per tutte le ultime novità da Vicenza. Siamo pronti, abbiamo giornata di collegamenti, sarà così ogni giorno. Adesso aumenterà il ritmo, il volume, il numero dei collegamenti che faremo con i nostri giornalisti, perché l'informazione oggigiorno si fa così, si fa sul momento, si fa sul posto, si fa in diretta sempre. A volte i telefoni Skype hanno un po' meno qualità rispetto ai sistemi ufficiali, diciamo, però è il modo per avere una linea diretta fra le notizie e Focus TG, e quindi con voi telespettatori. Se Daniele è pronto lo mandiamo subito in onda con la regia di Fabio Verin. Daniele, buongiorno, ti vediamo in centro a Vicenza, ti sei messo giustamente all'ombra perché è una di quelle giornate in cui il sole davvero batte, soprattutto abbiamo visto nei giorni scorsi, poi ne parliamo, temperature altissime
altissime anche a Vicenza, quindi hai fatto bene a trovare una posizione anche riparata. Daniele, quali novità ci sono dal capoluogo berico? Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ci tenevo in maniera particolare a darvi almeno un'inquadratura senza mascherina di una Vicenza Piazza dei Signori senza mascherina. Ovviamente oggi il tema che sto seguendo anche in questo momento è proprio il senso di libertà che si respira proprio passeggiando in questa Piazza dei Signori, cuore della città di Vicenza, e assistere a vedere come si comportano vicentini e molti turisti, della verità. Forse più turisti in questo momento perché la calura, come dicevi Ferdinando, è alta, però vedere cosa significa in teoria vedere le persone comportarsi se hanno la possibilità di togliersi questa mascherina. Devo dire che la percentuale di persone che invece continuano ad usarla è molto alta, sia tra i turisti che tra i vicentini, cosa che sinceramente così non immaginavo, almeno in quelli che ho avuto modo di assistere. Ho fatto delle interviste, per cui poi rimando questa sera al telegiornale il servizio delle loro testimonianze, però così come prima impressione vedo che c'è molta prudenza, cioè sì, è possibile uscire senza mascherina, però comunque tutti la avevano al gomito, alla borsa, certo, eccetera, ma molti la tengono proprio per questo senso di prudenza, Ferdinando, che è molto alto. Sì. Daniele, scusa, ti interrompo per fare un confronto con una cosa che ci ha detto Alex Giuliano da Bassano del Grappa solo pochi minuti fa all'inizio del nostro telegiornale. Ci ha detto la stessa identica cosa. Sì, tanta gente senza mascherina, però molta prudenza, soprattutto fra gli anziani, le persone più mature, magari gli adulti e gli anziani. C'è qualcuno che la tiene ancora addosso. Anche lì a Vicenza c'è qualcuno che la porta ancora nonostante l'obbligo sia caduto? Sì, è proprio questo quello che mi stupiva anche indagare, tant'è che ho avvicinato queste persone. L'età, sì, diciamo che è medio-alta, ecco, non giovanissimi, però abbastanza un range molto alto, direi dai 30 ai 50 anni più o meno, le persone che ho sentito. E le motivazioni sono legate più agli assembramenti, ecco, meno forse all'impressione di poter contagiare o la famosa variante Delta, che è quella che spaventa in questo momento e per cui magari merita un'attenzione superiore, come dicono appunto dal CTS. Però è proprio l'idea dei comportamenti, trovare magari in qualche situazione che qualcuno in maniera sconsiderata possa avvicinarsi troppo, considerare tana libera tutti, ecco questo. Sì. E quindi questo aspetto per molte persone, anche giovani, proprio le ultime che ho sentito, erano: preferisco uscire, averla, indossarla. È una cosa che ho imparato perché sono stata indotta, ma adesso che l'ho imparata non è una cosa da buttare via, e quindi prudentemente la tengono. Direi che questo è il motivo principale. Molto bene Daniele, molto interessante questo dettaglio. Poi naturalmente ricordiamo ai nostri telespettatori tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Approfitto che sei qui con noi per chiederti se c'è già cronaca da Vicenza, se ci sono già le classiche notizie vicentine che arrivano quasi quotidianamente di cronaca. Certo, allora nel frattempo noi faremo il focus per quanto riguarda la Movida. Infatti avevamo lasciato anche i telespettatori proprio nel weekend con l'attesa di questa Movida che proprio in piazza Pescheria Vecchia resta sempre l'epicentro delle violenze, e i provvedimenti, i giri di viti ulteriori che sono stati decisi dal Comitato Ordine e Sicurezza hanno portato proprio un rafforzamento delle misure, il contingentamento delle presenze riservate solo ai residenti di questa piazza e ai clienti dei locali. E l'ultima novità: sono arrivate anche venerdì scorso le pattuglie della Military Police USA, i soldati americani che sono stati coinvolti. Sì, e se ne era sempre parlato, si parlava anche di una presenza, magari si sarebbe preferito, questo diceva il prefetto, una presenza un po' più discreta, magari in borghese, e invece venerdì si sono presentati proprio in mimetica e proprio con la classica Jeep con la scritta Military Police. E questo abbiamo anche sentito, ha fatto piacere direi alla maggior parte degli intervistati che abbiamo sentito venerdì, che appunto dicono: vediamo come va questo fine settimana, perché la divisa invece ha un suo valore anche di deterrenza, a prescindere poi certo, la divisa fa sempre il bilancio di questo. Sì. Allora infatti. Daniele, un'altra informazione, sì. prego, no, continua, mi stavi dicendo ancora della cronaca, scusa. No, arriviamo a questa sera proprio noi faremo un focus per fare il bilancio di come sia andata, perché eravamo
molto atteso capire se si sta andando nella direzione giusta dei provvedimenti adottati, ecco, a verificare se effettivamente è questo, perché qualcuno paventava anche l'eccesso di militarizzazione in qualche modo poteva essere controproducente, ecco, quindi è una questione di bilanciamento delle misure. Poi Daniele, una delle caratteristiche delle nostre redazioni, Bassano, Vicenza, ma anche Padova, tutte le redazioni del gruppo Media Nord-Est, è quella di seguire le istanze, le richieste, le proposte dei nostri telespettatori, dei cittadini, per quanto riguarda le cosiddette grane, le rogne, i problemi che ci sono nei quartieri. Noi fra poco vediamo il servizio riguardante il quartiere di Debba con la vecchia scuola, che diventerà un punto di socializzazione, ne abbiamo parlato anche con Rucco. Sappiamo che voi quotidianamente, come le altre redazioni, ma ogni zona le sue, per esempio Bassano porta molte segnalazioni di incuria, degrado, di problemi dei quartieri, strade rovinate, arrivano continuamente segnalazioni di questo tipo. Vicenza invece ha delle esigenze, essendo anche città capoluogo di provincia, un po' diverse, e c'è un viaggio nei quartieri che state facendo da molto tempo e in modo molto approfondito. Possiamo dare qualche anticipazione? C'è un qualche quartiere in particolare o ne parliamo nei prossimi giorni? Ma direi che ne parliamo anche nei prossimi giorni, però diciamo che c'è una costante, c'è una grande richiesta per organizzare meglio i centri di aggregazione, cioè la pandemia e questa liberalizzazione, ed è un tratto che sta contraddistinguendo un po' tutti i quartieri. Al di là di risolvere il problema locale della buca del marciapiede, il lampione che non va, c'è anche questa novità di questa si viene sistemata l'illuminazione, però c'è una richiesta di centri di aggregazione per ragazzi e per adulti, e quindi c'è un bisogno di incontrarsi che viene molto dal basso, in po' tutti i quartieri, e questo, se mi chiedi Ferdinando, la nota che direi sta emergendo, che non era proprio così chiara, e anche se ci spostiamo magari può cambiare la segnalazione marginale. Abbiamo per esempio sempre a Debba un rubinetto che non va proprio adesso che è estate e mancherebbe l'acqua, qualcuno ha pensato bene di chiuderlo completamente proprio nel momento in cui si ha più bisogno, ecco. Un classico. Allora Daniele, noi sorridiamo, ma non è una risata cinica, è un sorriso che noi ci permettiamo di fare, perché ne arrivano davvero tantissime di segnalazioni di questo tipo, e qualcuno ci dice anche ma voi raccogliete proprio tutto. Certo, noi raccogliamo proprio tutto, perché quello che per qualcuno non è un problema, per qualcun altro magari è un bambino che va a giocare, una signora che ha bisogno dell'acqua del quartiere, un rubinetto che non va, può essere un problema. Non vanno mai sottovalutati i problemi, ma soprattutto più che i problemi, le istanze, le proposte delle persone, dei telespettatori, dei cittadini, noi li raccogliamo e li portiamo all'attenzione di chi di dovere. Daniele, noi ti ringraziamo per questa prima infornata di notizie. Per tutto il resto e per tutto quello che succederà poi nel corso della giornata, diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera. Se succede qualcosa di grosso a Vicenza, noi siamo in diretta fino alle 13:30, non esitare a contattarci. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie Ferdinando e ai telespettatori, arrivederci. Torniamo in studio. Allora, avete sentito il lavoro che si sta facendo su Vicenza, è quello di capire le proposte, le risposte, le istanze, ma anche il cosiddetto mood, cioè l'aria che tira da quelle parti, con le novità che stiamo vivendo. La nostra redazione sempre fuori dalla redazione per capire che cosa succede e raccontarcelo nei telegiornali. Adesso, visto che abbiamo parlato dei quartieri di Vicenza e abbiamo annunciato il servizio sul quartiere di Debba, andiamo a sentire quali sono i problemi. Io non vedo niente qua a Debba. Non so dove partire secondo lei? Non saprei, però anche i parcheggi. Magari un po' più di negozi vicini, tipo panifici, quelle cose lì, insomma. I residenti di Debba vogliono risollevare le sorti del loro quartiere dormitorio, dove mancano servizi essenziali. Lanciano loro stessi una proposta all'amministrazione comunale, quella di riconsiderare un vecchio progetto di piazza recuperato dall'interramento di un canale. Questa qua è tutta un'area morta, che volendo, intanto io metteria fuoco e viene lì fuori una botta di parcheggio. E anche per attività magari? Ma sì, non so, qualche mercato. È una cosa che si era detta anni fa e poi è caduta probabilmente
dimenticatoio. Noi abbiamo portato la loro voce al sindaco Francesco Rucco. C'è la disponibilità da parte dell'amministrazione di tirare fuori dai cassetti questo progetto che risale ad amministrazioni del passato e valutare la fattibilità. Non solo, il sindaco accoglie anche la proposta di riutilizzo come centro di aggregazione sociale della vecchia scuola. Il progetto della scuola che era chiusa della protezione civile, la protezione civile non c'è mai. Stabile che resta lì senza fare niente, vi capisco che gli ha dentro un po' di materiale. Ma manca Debba effettivamente un centro di ritrovo per i giovani, un centro di socialità. Questo potrebbe essere tranquillamente individuato nella sede attuale della protezione civile, che troverà quindi uno spostamento prossimamente, a breve, nella nuova sede della protezione civile al Parco della Pace, e quindi quella scuola, che oggi è sede della protezione civile comunale, potrebbe essere destinata con una ristrutturazione, come abbiamo fatto ad esempio nel quartiere di Laghetto, a centro del punto di incontro per i giovani, meno giovani, come punto di socialità e quindi socializzazione. Ottimo, a questo punto non ci resta che aspettare che dalle parole si passi ai fatti, quindi come di consueto non finisce qui ma... Tipico della nostra redazione vicentina il timbro con continua oppure missione compiuta, problema risolto, quindi vuol dire che è un tema che va ancora approfondito e rivisto. Adesso passiamo da Vicenza alla provincia di Vicenza, perché i ragazzi del Masotto di Noventa Vicentina hanno preparato un video per valorizzare il rispetto e l'inclusione dei più deboli, un video molto molto particolare, lo vediamo insieme. I primi anni del 2000, la nascita dei rudimentali social network e la diffusione delle reti wifi e dei dispositivi elettronici. Noventa Vicentina, Istituto Masotti, ma siamo nel 2096. E questo l'escamotage narrativo ideato da una trentina di studenti per concorrere al progetto nazionale Legalità e Merito, rappresentando il Veneto. Un documentario storico con lo stile dei divulgatori scientifici più celebrati, che a ritroso analizza la società di oggi. E poi la scuola, che è rimasta invariata fino ai nostri giorni. Oggi ci troviamo ad esplorare questo reperto che di recente è diventato un museo. Scopriamolo. Un museo ambientato in un futuro che tratta di vari temi che riguardano l'inclusione. Ci sono temi come la violenza, ma temi anche come la discriminazione delle fasce che di solito sono più colpite. In particolare ci sono i ragazzi disabili. Questa è la famosa lacrima rossa, unica nel suo genere e di provenienza ignota. Sulla legalità c'è in particolare il tema del rispetto. Questa immagine ci permette di addentrarci nella condizione dell'epoca, di compatire le emozioni delle vittime e di cercare di comprendere al meglio la loro situazione. È stato bello sia la scrittura sia la realizzazione e la collaborazione che c'è stata con tutta la scuola. E credo che sia importante fare progetti come questo, che non solo mettono al centro un tema come la legalità, ma fanno incontrare gli studenti all'interno della stessa scuola. Mi piacerebbe in un futuro diventare proprio una persona giusta, corretta, responsabile, proprio in linea con quello che è questo progetto. Per la cronaca, a vincere la quarta edizione è stata l'Umbria, ma in fondo essere stati selezionati tra i finalisti è stato ampiamente gratificante, anche perché... Più che la vittoria l'importante è riflettere su questo tema e sul portare rispetto anche verso gli altri e le persone più deboli. È necessario quindi conoscere il processo che ci ha portato fino a qui, per non commettere gli stessi errori. Parole sante di questi ragazzi che vanno ringraziati per il loro lavoro. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Inizia l'ultima parte della nostra informazione che, come vi abbiamo già detto, ma repetita Juvent, come si dice, continua fino alle 13:30. Saremo in onda ogni giorno fino alle 13:30, anche perché avete visto tutti i collegamenti, tutte le news che ci arrivano dai nostri colleghi, tutti i contatti con le redazioni per far vedere quello che sta succedendo in questo momento in Veneto, porta via un po' di spazio a tutto il resto della comunicazione, e ci sono delle cose comunque importanti da vedere, da approfondire. I servizi
servizi, ci sono dei servizi che abbiamo preparato proprio per spiegare cosa sta succedendo in Veneto, quindi in questa mezz'ora possiamo respirare un po' di più con la nostra informazione e siamo sempre a vostra disposizione anche per rispondere alle domande. Poi come dicevamo poco fa, se qualcuno vuole inviarci le foto della sua barca di San Piero o San Pietro, che dir si voglia, il numero è quello che vedete in sovraimpressione, la mail è bassano@reteveneta.it, i numeri li avete tutti per i contatti. Allora, apriamo un po' la parentesi dedicata all'emergenza coronavirus, la apriamo con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono dati aggiornati, vediamo a questa mattina alle 8, allora sono gli ultimi disponibili, è importante vederli assieme. Casi attualmente positivi in Veneto sono 4.716, sono 11, lasciateci dire solo 11 le nuove positività riscontrate nelle ultime ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 425.333 casi. Sono 409.005 le persone che si sono negativizzate. Purtroppo ci sono sempre da segnalare e da tener conto di questa drammatica colonna, non sono numeri, sono persone che hanno perso la vita, perché 11.612 persone sono morte a causa del coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella e vediamo come va con la sanità. Sono 266 le persone attualmente ricoverate in area non critica, di queste 208 sono negativizzate, 58 sono ancora positive. La differenza è importante, la forbice è ampia, il rapporto è circa di 4-1, quindi vuol dire che la sanità veneta sta respirando, sta tornando alla normalità. 25 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 14 che si sono negativizzate, 11 che sono ancora positive. Anche questo è un buon dato. Differenze rispetto alle ultime segnalazioni: bilancio negativo di un'unità per quanto riguarda l'area non critica, vuol dire che non c'è una persona dimessa, ma semplicemente ci sono più dimessi che ingressi in ospedale. Invariata la situazione in terapia intensiva. I decessi sono 0 e anche qui è importante mantenere questo numero fisso col passare dei giorni, perché vuol dire che la situazione sta davvero tornando alla normalità. Visto che parliamo di coronavirus, noi torniamo in studio e andiamo a vedere con l'ultimo servizio vicentino di questa tornata che cosa ci hanno detto appunto i vicentini per quanto riguarda quel che è cambiato dall'inizio dell'emergenza del coronavirus. C'è qualcosa che è cambiato? Il lavoro, per esempio. La gente non lavora più, la gente è in crisi e adesso a settembre penso che sarà dura, molto dura. I politici parlano ma non sanno neanche di che cosa parlano, e questo è il guaio. La cosa di apprezzare delle cose che prima non le davamo per scontato, anche soltanto un pranzo fuori con gli amici che era una cosa, o una cena, adesso è più apprezzata e lo fai magari con le persone che vuoi proprio stare insieme. I miei familiari sì, ho visto che loro soffrivano tanto, i miei figli soprattutto, che ovviamente non avevano una vita sociale, si sono anche tanto diciamo lastricati dentro le camerette con i telefoni e con i computer. Quello è stato veramente brutto, veramente brutto. La situazione difficile mi ha insegnato il valore della solidarietà e di essere più comunità. Ma com'è che l'ha cambiata il Covid? Mi sono sentita un po' chiusa, un po' di, come si dice, no depressione, ma insomma mancato l'amicizia che avevo, ecco. Ecco, adesso sto ritornando alla normalità. Consapevolezza che comunque la nostra vita può cambiare da un momento all'altro e quindi chiaramente una visione del mondo e del futuro diversa. Però onestamente anche il recupero di rapporti con le persone, una capacità di adattamento, perché abbiamo dovuto imparare anche quello a condizioni diverse, che non reputo negativa, cioè è positivo anche quello. Noi prima vivevamo pensando che tutto andasse sempre uguale, invece non è così. La storia avrebbe dovuto insegnarcelo, ma chi ha vissuto la guerra ha visto ben di peggio, per noi c'è stata la pandemia. Avete sentito, ognuno ha la sua opinione, c'è chi ha perso qualcosa, qualcuno ha
perso gli affetti, insomma è una situazione con la quale dovremo fare i conti, che ci trascineremo sicuramente per molto tempo. È arrivato anche il report dei vaccini, lo vediamo insieme sempre con la regia di Fabio Verin, che ci segue in questa scorribanda fra collegamenti, dati, carte, foto e notizie. Allora, 28, oggi è il 28, questi dati sono aggiornati alla mezzanotte di ieri, quindi sono gli ultimi disponibili. Sono state somministrate 40.000 dosi in Veneto, il numero un po' più basso, il numero rispetto ai giorni precedenti, ma ci pare di ricordare che con questo dato si vada a raggiungere un nuovo record o comunque a superare le medie delle ultime settimane. Il totale, come aveva detto Zaia in una comunicazione arrivata stamani, siamo a 4.054.410 dosi somministrate. Le prime dosi 15.612 per un totale di prime dosi di 2.604.000, cicli completati 24.000 nel solo giorno di ieri, domenica. Sappiamo che la domenica le cose vanno un po' a rilento perché ovviamente qualcuno preferisce fissare un altro giorno per la somministrazione del vaccino. Totale dei cicli completati 1.450.000 dosi somministrate, il 91,3% rispetto a quelle fornite. C'è magazzino, c'è possibilità di movimento. Popolazione residente con almeno una dose 2.600.000, siamo al 53,7% dei veneti che hanno avuto almeno una dose. Popolazione residente con ciclo completo 1.400.000, siamo al 29,1% della popolazione totale. Quasi un veneto su 3 è coperto dal vaccino. Chi è questo veneto su 3 coperto? Lo vediamo assieme, soprattutto gli anziani, over 80 al 96% con una dose, 70-79 anni siamo quasi al 90%, 80% fascia 60-69. Ovviamente la percentuale, come potete vedere, diminuisce in questa tabella col diminuire dell'età, è ovvio sia per i tempi sia per il tipo di fasce di età. Ciclo completo siamo al 32,3 con 88% degli over 80, quindi le persone anziane e le persone fragili, come vediamo invece in questa informazione, sono coperte. 77, quasi il 78% dei disabili almeno una dose, quasi il 70% dei disabili al ciclo completo, l'80% dei vulnerabili almeno una dose, il 66% al ciclo completo. Importantissimo perché vuol dire che la sanità veneta può respirare. Siamo per la terza settimana di fila sopra 300.000 somministrazioni, per l'esattezza 315.000 nell'ultima settimana di maggio, poi 332.000 a metà giugno e 21-27 giugno 329.876. Importantissimo perché sono medie altissime che ci permettono di correre davvero. Ci pare che nessuno sia arrivato al 1 milione di inoculazioni nelle varie ULSS del Veneto. Guida tutti Padova con l'azienda ospedaliera con 782.000 dosi inoculate, segue la Scaligera con 717, la Marca Trevigiana con 713.000, poi a scendere tutti gli altri, vediamo la Berica 410.000, la Pedemontana 300.000, il totale 4 milioni. Dati importanti che ci fanno vedere come la sanità in Veneto stia davvero correndo. Manovra tenaglia di cui parliamo tutti i giorni, da una parte i vaccini, che avete visto i dati sono davvero importanti, dall'altra il crollo dei ricoveri, il crollo dei contagi, solo 4.700 persone attualmente positive. Se non ci saranno problemi enormi la situazione potrebbe volgere al meglio. Ovviamente è una cosa che va vista giorno per giorno per capire dove stiamo andando. E i problemi quali potrebbero essere? Secondo alcuni quelli legati alle varianti. Ecco un servizio appunto sul tema delle varianti. Siamo ancora in guerra, dobbiamo riuscire a finire questa battaglia e l'unico modo per finire questa battaglia oggi, vista questa variante Delta che è così invasiva, ecco, è solo l'unico modo è quello di fare tamponi e di isolare. Contro la variante Delta la parola d'ordine è tracciabilità e quindi tamponi. Dalla Regione Veneto l'indicazione ai direttori generali delle USL di effettuare 30.000 test al giorno per individuare possibili positivi e bloccare il diffondersi delle nuove mutazioni del virus. Dato che per la Marca si traduce in 5.200-5.300 tamponi giornalieri a fronte degli attuali 3.000. Noi partiremo intanto dai punti vaccinali da martedì, facendo ovviamente il
il tampone a tutte le persone che stanno attendendo dopo la prima dose i 15-20 minuti post vaccinazione, post vaccino, e per cui chiederemo a loro la possibilità di fare il tampone. Ma la tracciabilità riguarderà altri contesti. Sagre, feste, dove andremo col camper, andremo con i nostri per vedere di avere disponibilità per fare tamponi. Si apriranno le discoteche nelle discoteche, ma soprattutto un accordo da poter testare anche del personale delle aziende. Proprio l'azione capillare di tracciamento ha permesso di individuare e bloccare il focolaio di variante Delta ad Ormelle. Attualmente nell'USL 2 si registrano 6 positività al Covid ogni 100.000 abitanti. L'azione di screening punta proprio ad arginare eventuali cluster ed evitare la creazione di zone rosse localizzate. Il passo successivo è quello della sequenziazione del virus per l'individuazione delle varianti, e anche su questo fronte l'azienda sanitaria trevigiana è pronta a fare la sua parte. Stiamo attrezzandoci per fare la fase di pre-sequenziamento, cioè per predisporre in modo tale che l'istituto zooprofilattico poi possa darci la risposta velocemente. E se da domani decade l'obbligo della mascherina all'aperto, a preoccupare il direttore generale sono i cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi o coloro che dopo la prima dose non si sono presentati all'appuntamento per il richiamo. Fino adesso sono 300-400 persone alle quali stiamo anche telefonando per richiedere a loro la possibilità di tornare quando vogliono tornare. E stiamo facendo un'azione capillare anche col nostro call center adesso, perché ci rendiamo conto che più vacciniamo e aumentiamo la percentuale, più ci salviamo dalla variante Delta. Con la seconda dose noi non prendiamo la malattia, non andiamo in ospedale. Ed è per questo che Benazzi condivide la presa di posizione del mondo scientifico, che invita a completare il ciclo vaccinale prima di partire per le vacanze. Andare all'estero con questa circolazione del Delta chiaramente è solo con la seconda dose si è sicuri e tranquilli. Noi siamo disponibili, abbiamo degli slot, degli spazi per chi vuole anticipare, ovviamente negli ambiti dei giorni giusti perché l'immunizzazione. Adesso vediamo un contributo che ci arriva dal comune di Borso del Grappa, che sembra avere qualche problema notturno. Ve l'avevamo annunciata, poi invece siamo andati a vedere la diretta da Vicenza. E allora il sindaco Dall'Agnò ci ha chiamato questa mattina, ci ha detto: per favore venite, voglio lanciare un messaggio, abbiamo problemi grossi. Noi siamo andati a sentirlo. Questo è quello che ci ha detto al volo, questo proprio in questa mattinata. Poi questa sera nel TG di Bassano vediamo tutto l'approfondimento e cerchiamo di capire esattamente che cosa sta succedendo da quelle parti. Siamo a Borso del Grappa, all'interno dell'ufficio del sindaco Fabio Dall'Agnol. Una telefonata questa mattina per segnalare un'emergenza, una nuova emergenza al prefetto di Treviso, che ha convocato per domani proprio un tavolo eccezionale. Di che cosa si tratta? Qual è il problema? Allora, il problema per la comunità di Borso ha origine circa 5-6 giorni fa, un numero crescente di furti nelle abitazioni in un orario non notturno ma nell'imbrunire, dalle 9:30 a mezzanotte di sera, ma anche pomeridiano mi viene appunto riferito. È un'escalation di furti molto importante e la nostra comunità non è assolutamente abituata a questi atti vandalici, a questa situazione. E come sindaco sono molto preoccupato e raccolgo nella maniera più profonda e condivido anche la preoccupazione di tanti cittadini che questa mattina mi hanno cercato, soprattutto cittadini anziani che sono spaventati e persone che vivono da sole. Il Comune, l'amministrazione appunto ha sentito questa mattina Sua Eccellenza il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, la quale ha da subito dimostrato un interesse particolare e già domani mattina è convocato questo tavolo per l'emergenza. Ma allo stesso modo devo riconoscere che l'Arma dei Carabinieri di Caspano sta svolgendo vigilanza, sorveglianza del territorio, indagini, anche utilizzando i sistemi di videoregistrazione che abbiamo nel territorio, e pertanto speriamo veramente che questi malviventi vengano quanto prima arrestati e puniti. E come amministrazione stiamo attendendo preventivi da parte di istituti di vigilanza privata per iniziare appunto una collaborazione, una presenza maggiore nel territorio, e allo stesso tempo ringrazio anche la polizia locale che già stamattina mi ha subito assegnato la propria disponibilità per i turni serali.
Ecco, noi sappiamo che i furti quanti sono, l'escalation che cosa vuol dire? Allora io so con quasi precisione, perché con il comandante Tiziano Cheloni della stazione di Pieve del Grappa ci sentiamo ogni ora, credo che siamo a 12, io adesso non ho tenuto conto del numero esatto, però dalle notizie di stamani sembra che ce ne siano stati anche ieri pomeriggio, non so se ancora sono state depositate le denunce alla stazione di Carabinieri. Io invito chi ha avuto appunto furti a denunciarli presso la stazione di Carabinieri, perché solo così abbiamo una fotografia reale di quanto sta accadendo in queste ultime settimane a Borsa del Grappa. Ecco, quindi parliamo di 2-3 furti in abitazione al giorno nelle zone un po' più a nord del centro, ma anche il fatto che per esempio questi malviventi sappiano parcheggiare nelle zone più impervie per poi essere così scaltri, svelti nell'andarsene e deludere anche quelli che sono i sistemi di sorveglianza. Quindi grazie alla Sindaco cercheremo nei nostri telegiornali serali di poter raccontarvi qualcosa ancora più nel dettaglio. Allora, noi ringraziamo Angelica Montagna, il sindaco di Borsa del Grappa, Flavio Dallagnol o Dallagnol, l'accento esatto ce lo dirà lui, perché ogni tanto succede di sbagliarlo. Per questa importante comunicazione, 3, 4, 2 furti ogni pomeriggio, ogni notte stanno mettendo in allarme la comunità e come sempre in questi casi noi riceviamo l'invito degli amministratori per approfondire, dare voce a queste comunità. Questa sera nel TG Bassano vedremo cosa ne uscirà. Detto questo, torniamo alla nostra informazione e andiamo a Padova per vedere le novità legate all'università. Alcuni corsi sono ripartiti, gli studenti universitari si sono rivisti a Padova. La vera scommessa per il BOE è la ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva, con l'arrivo in città delle nuove matricole. L'Ateneo su questo fronte è già al lavoro. In prima linea la rettrice eletta Daniela Mapelli, che arriva dall'esperienza di prorettrice alla didattica. Noi abbiamo già tutto l'orario quasi completo per il primo semestre del prossimo anno e come abbiamo imparato a fare in questi mesi noi abbiamo pronti 3 piani e questo forse fa parte della pragmatica organizzativa delle donne, ma non solo, no, sto scherzando. Noi abbiamo pronti sempre 3 piani in questo periodo, per cui rientro al 100%, quindi tutte le aule prenotate. Nel caso in cui, e questo non dipende da noi, invece il rientro dovesse essere contingentato in una percentuale per rispettare quelle che ormai capiamo le capienze Covid, siamo pronti comunque ad affrontare quella che ormai chiamiamo la didattica duale, cioè una parte degli studenti in presenza e una parte invece seguiranno da casa, e poi io mi auguro che non succederà davvero mai più nel nostro paese, ma siamo pronti nel caso in cui si dovesse passare di nuovo tutto online. E gli studenti in presenza li vuole fortemente il rettore Rizzuto, che già nello scorso semestre ha tenuto le sue lezioni in aula e apre un orizzonte più ampio sulle strutture necessarie al BO. Noi l'anno prossimo rivogliamo tutti i nostri studenti qui. Se li rivogliamo tutti, questo ci crea anche un problema di localizzazione, quindi chiaramente anche l'investimento, e lasciatemi dire, io sono particolarmente orgoglioso che è un investimento sostenibile, sono tutti esempi di rigenerazione urbana. Lo è stato il Beato Pellegrino, lo è la Piave, lo sono gli spazi alla Piave, lo sono le aule di via Campagnola. Non abbiamo consumato un centimetro quadrato di suolo, abbiamo ridato vita a punti della città che in questo momento erano inutilizzati, che è un peccato. Continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus da un altro punto di vista, perché sono 267 gli anziani ospiti delle residenze dell'ISRA che nel 2020 hanno perso la vita a causa della pandemia. Con una cerimonia commemorativa, operatori e familiari hanno voluto ricordarli. Arrivederci a tutti e grazie per essere intervenuti. In ricordo di voi. È la scritta che da oggi appare nel prato del Giardino dei Grani di Treviso per ricordare gli anziani ospiti delle residenze ISRA che sono mancati in questo anno e mezzo di pandemia. Il saluto va ai residenti che purtroppo sono scomparsi di Covid, ma anche di malattia naturale, perché le restrizioni per quanto riguardava le esequie hanno coinvolto tutti. Tra l'altro è un momento
in cui vogliamo ricordare quanto avvenuto. Il giorno della commemorazione non è stato scelto a caso, ma arriva la vigilia di un'Italia che sarà tutta in zona bianca e che vedrà cadere l'obbligo della mascherina all'aperto. Un ritorno alla normalità che non deve però far dimenticare chi ha sofferto e perso la vita. Il dolore della morte per operatori e familiari potrebbe essere il punto di partenza per un senso di speranza e rinascita. Abbiamo deciso tutti con grande passione, con grande voglia proprio per ripartire, di ricominciare da quello che la morte ci ha lasciato. Oggi abbiamo in questo meraviglioso giardino parlato di parole come gratitudine, come futuro, ricordo che però non è solo un ricordo passato ma che è veramente una spinta ad andare avanti. Nelle parole dei familiari degli anziani ospiti, il dolore per non aver potuto accompagnare i loro cari negli ultimi istanti di vita. La cosa più difficile è stata sicuramente il non poter accompagnare in modo adeguato negli ultimi momenti, anche se abbiamo avuto la fortuna di avere un supporto meraviglioso da parte di tutti. Vi ringrazio per averla curata nel migliore dei modi nonostante l'emergenza. Con la gentilezza potrei affrontare tutto, anche la morte. Sono solo alcune delle frasi che compaiono su alcuni bigliettini appesi agli alberi del giardino. Rappresentano quello che vuol dire dare voce alla morte e alla perdita, ma in maniera veramente delicata, leggera e profonda. Sono le parole che gli anziani e i familiari ci hanno donato in questi mesi. Chiudiamo il tema legato all'emergenza coronavirus e torniamo per un attimo sul tema della sicurezza, perché ci scrivono i nostri telespettatori che per esempio non solo Borso del Grappa preso di mira dai ladri, furti tutte le notti negli appartamenti, auto nei giardini, più di 2-3 nel giro di 24 ore in una località vicino a Martellago. Siamo stanchi anche noi, auto scassinate, case ribaltate, molte persone soprattutto anziane, raggirate per strada per rubare loro soldi, ori che indossano. Ovviamente con le nostre redazioni ci occuperemo anche di queste segnalazioni riguardanti la sicurezza, perché vuol dire che quel che succede in questo periodo a Borso ovviamente non è limitato a quella zona. Ultima nota riguardante i vaccini. Il ministro Speranza dice che oggi l'Italia, con tutta probabilità, non sappiamo se succederà o no, ma è probabile, supererà i 50 milioni di dosi somministrate. Si tratta di un dato decisamente rilevante. Su 50 milioni, 4 milioni sono state somministrate in Veneto. Chiudiamo con, visto che parliamo di furti, con un furto con i ladri in camera da letto mentre madre e figlia dormivano. Il momento in cui ci si sente più vulnerabili quando si dorme, quando insomma ci si sente protetti dal fatto di essere a casa propria, alla fine cade anche questo. Lo so io questa sera come farò a dormire, non lo so. Olmi di San Biagio, via Borgofuro, sono le 3 del mattino quando Barbara e la mamma Maria Grazia si accorgono di aver avuto la casa svaligiata dai ladri. Entrati anche nelle loro camere da letto mentre dormivano, hanno alzato la tapparella e scassinato l'infisso. Sto buco all'esterno gli ha dato la possibilità di manovrare la finestra e di aprirsi la finestra. Contanti, monili in oro, spiega Maria Grazia, anche le medaglie conseguite dal marito pilota mancato 3 anni fa. Non per il valore per se stesso, perché erano tutte in oro, diciamo, a noi sono rimasti i gradi sulla stoffa del colonnello De Vidi Adriano. Ladri che battevano la zona già dalla serata. Dalla casa accanto sono stati messi in fuga verso le 11. Uno era qua così, ho acceso la luce, guardo fuori e vedo 1, 2 e 3. Hanno aperto quel cancello e sono usciti. Non è il primo tentativo che i malviventi fanno a casa della signora Graziella. Questa è la terza volta. 3 anni, 3 volte. Sempre via Borgofuro, una settimana fa, dal signor Luciano i ladri sono entrati all'ora di cena. Si era seduti a guardare la televisione e intanto loro rientrati dentro, si hanno preso la scala in alluminio, se l'hanno posata nell'ultimo balcone dove che io faccio noi abbiamo il bagno, sono saliti. Per fortuna che la moglie alle 10 si è andata sopra, noi che abbiamo visto le roba, cassette, una stanza, tutto rabaltà, che così ha chiamato i ladri sono i ladri. Difficile trovare lungo la strada una famiglia che non abbia già avuto la visita dei ladri. 2 volte è toccato alla famiglia Botter. Quindi non si sa più neanche come difendersi. No, non si sa più come entrano anche con l'allarme.
Un ritorno alla normalità passa anche, purtroppo, da queste notizie che noi vi raccontiamo, vi abbiamo raccontato in questa nuova forma del Focus TG. Ricordiamo, ogni giorno in onda fino alle 13:30, collegamenti, notizie, news e approfondimenti. Tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi ringraziamo per essere stati con noi fin qui, vi auguriamo un buon pomeriggio.